Buonasera a tutti ragazzi, come sempre stasera parlerò della controra, cioè l'ora del diavolo. Cioè in effetti in questo orario particolare si sentirebbero o si vedrebbero cose diciamo strane. Diciamo che questa sarebbe una beffa del diavolo. In effetti Gesù morì alle 3:33. Sappiamo tutti che il diavolo in effetti è 666, quindi è la metà giusto giusto, 333, quindi è come se, ciao Rosa, come se vorrebbe prendere in giro Gesù. Infatti molti pensano che in questo orario, diciamo di notte, ci sia una linea più sottile, diciamo, fra il mondo dell'occulto e il mondo normale. È una leggenda che anche mia nonna mi raccontava che la controora, diciamo, è l'ora in cui i morti e i vivi diciamo, si assottiglia questo, diciamo, legame. Però non è una leggenda perché se senti le persone anziane, oppure mia nonna, la mamma di mia nonna, tutti parlavano della stessa cosa, cioè di questo orario particolare. Cioè avvengono cose strane in questa ora. Non è che capita a tutti, però può capitare. Anche a me, ad esempio, è capitato nella notte di vedere qualcosa di strano. Forse ho detto mi sono impressionato, a volte ho visto muoversi tipo un'ombra nel muro e non ci stava nessuno in casa. Diciamo qualche cosa e tutti ne parlano in effetti di questa controora. Pure mia mamma quando glielo dico si mette a paura perché dice non me lo dire perché siccome papà si alza alle 3 per andare a lavorare lei si sveglia e quindi poi dopo non va a dormire e quindi rimane sveglia, quindi ci arriva alle 3:30 poi. Secondo me un po' di non possiamo dire vero oppure no, però sono tante le testimonianze in effetti, non è che tutti quanti siamo allucinanti. Poi c'è sta chi si sente affogare, chi ha quel tipo quel sonno che stai bloccato e non riesci a muoverti, è come una paralisi del sonno, quindi sono tante le cose, quindi che possono capitare in questa ora. Diciamo, non è che capita a tutto, però alle persone un po' più sensibili capitano. Questo sì, non è una cosa da tutti, però chi è più sensibile lo vede e lo sente. Anche a casa di mamma mia, ad esempio, una volta stavamo tutti nel letto, vediamo queste ombre camminare nel muro. Stiamo tutti a letto, ma allora chi è? Cioè, ed era quell'orario lì. Avevamo giocato a PlayStation, quindi stavamo facendo tardi, quindi non ci importava, era di domenica, quindi non si andava a scuola, quindi si è fatto tardi. Quindi secondo me la miglior cosa da fare quando capita questa cosa è mettersi a pregare. Ma secondo me esiste, non è una fantasiola, una leggenda come dicono in tanti, perché io l'ho vissuto, ma poi ci sono tante persone, pure mia mamma, mio fratello, cioè non è che siamo tutti pazzi qua, diciamo la controora, cioè andando a vedere la controora in effetti sarebbe il contrario della morte di Gesù. Gesù diciamo è morto alle 3:33 e quindi il diavolo, facci caso, 666, quindi giusto la metà. È come se volessi prendere in giro Dio, Gesù in effetti. Ragazzi, vi auguro. Lo so, sì, grazie, però spiegare una cosa che tu non vedi, lo so, uno c'ha paura al finale, non è, lo so, pure mamma ci mettete a paura di vivere, ma non di morto, d'accordo? Però giustamente, come lo spieghi questo fenomeno, capisci? Quello voglio dire io, è una cosa che tu non riesci a dire
Sì, sì, ci sta qui all'avvocatella, diciamo, a Cavate di Reni, vicino. Quindi ci sta qua un esorcista, ma venne tanti anni fa a casa di mamma a fare la benedizione perché noi avevamo messo Gesù su una porta e Padre Pio dall'altra porta. Quindi avevamo bloccato questa, diciamo, anima, che la chiamò lui, in questo corridoio e non poteva andare né di qua né di là, quindi non poteva uscire, andarsene. Quindi di sotto o togliete uno o togliete un altro. Comunque ha fatto la benedizione, è venuto in casa, tutto, però ti posso assicurare che è rimasta comunque. Quindi ancora mamma, dopo tanti anni, a volte capita ancora. Quindi non è andata mai via in effetti. Quindi ha fatto la preghiera, l'esorcista, tutto, però al finale l'anima è rimasta. Ragazzi, a ieri, giusto ieri, no, l'altro ieri è venuto a benedire il prete, diciamo, per la Pasqua, che qua è arrivato dopo un mese più o meno dopo la Pasqua. Quindi la casa è stata benedetta giusto l'altro ieri, entrate in tutte le stanze, benedetta. E che vi devo dire? Fate attenzione alle 3:33. Ma guarda, quello sei insistente, se non si tolgono chiamo qua esorcista in effetti, perché quello a volte ci sono pure quelli poltergeist, cioè sono spiriti burloni che si divertono in effetti, a parte le anime, diciamo, ci sono questi poltergeist che sono spiriti burloni, per loro è tutto un gioco. Poi possono essere entità malvagie, benevolo, non si può sapere. Quindi è meglio consultare sempre qualche prete, comunque qualche esorcista, qualcuno che ne capisce al finale. E forse sei predisposto, Rosario, forse hai qualcosa in più tu e quindi percepisci queste, diciamo, energie, diciamo, negative, positive. Quindi può darsi pure che tu sei una persona che riesce a vedere quello che normalmente gli altri non vedono. Il mio consiglio è di rivolgerti a un prete, un esorcista, fa bene da casa o farti bene tu. Ad esempio, io una sola volta sono andato all'avvocatella perché volevamo andare a guardare e ti posso garantire che succedono. Cioè, a volte si dice che Gesù non esiste, Dio non esiste, però ti posso assicurare che tanti anni fa siamo andati, ad esempio, in un luogo tipo Avvocatella perché pensavamo che mio fratello ci avessero fatto una fattura d'amore, sai, col sangue mestruale, queste cose qui. Quindi ci mandarono in una chiesa, non mi ricordo quale, a Salerno comunque, fuori Salerno. E ti posso assicurare che stavamo in questa chiesa, molte persone, e questo prete esorcista riceveva. Ti posso assicurare che improvvisamente una signora incominciò diciamo, sai, a torcigliarsi a terra, a parlare strano. Arrivarono subito 3 o 4 cappuccini che la portarono, chiusero la chiesa e non fecero andare più a nessuno. Quindi non posso fare a meno di non credere. Quindi come si deve dire, se esiste il male, esiste anche il bene, quindi anche Dio. Quindi io l'ho visto nei miei occhi, fa paura, cioè la mantenevano in 4 persone e non si poteva mantenere. Quindi poi ho visto delle ombre in casa, ho visto molte cose strane. Ah, ti voglio dire un altro fatto, stavamo a casa di una mia amica una notte e noi stavamo sempre di fuori al balcone, diciamo al bagno a fumare la sigaretta, allora fumavo io. Quando verso le 2 del mattino, noi facevamo mattina sempre, quindi io dissi vicino alla mia amica, dissi guarda ci stanno 3 persone tutte vestite di bianco a quest'ora sul muretto, dico ma questi non stanno bene. Alle 3 del mattino tutti vestiti bianchi seduti su un muretto
E io e la mia amica ci guardiamo e diciamo, "Oh, questi non stanno bene, questi stanno proprio peggio." Ci giriamo tutte e due per chiamare la mamma, perché volevamo dire, signora, venite a vedere chi sono queste. Il giuro, il tempo di girarci tutte e due per chiamare la mamma e il fratello. Ci siamo girati, non ci stavano più. Cioè la visuale era quella lì, non potevano andare né a destra né a sinistra, quindi li dovevamo vedere, sia pure se erano alzati, erano incominciati a camminare, allora noi li dovevamo vedere o a destra o a sinistra o centrale, la vista era quella. Quindi diciamo mi sono capitate tante cose strane, quindi ci credo alla fine. Quindi come credo, sai, lo so Rosa, ma pure io ho paura di loro, la verità. È più forte di me, non ci riesco a fare niente. Ragazzi, vi auguro a tutti quanti una buona notte. Abbiamo parlato di questo argomento strano. I rumori per strada possono essere tante cose in effetti, Corona. Però vedere immagini o sentire qualche cosa che sta in casa è un'altra cosa questa. Cioè il discorso è questo. Cioè tu vedi in casa, tu stai nel letto, no? In casa non ci sta nessuno. Io ho sempre la luce accesa, diciamo, nel bagno o nel corridoio perché non dormo sempre fisso. Tu vedi una figura, diciamo, un'ombra camminare nella parete. Quando sai che stai solo tu, come fai a dire no, è una cosa normale? Non può essere. Quindi è normale che ti metti paura. Io certe volte, se capita qualcosa di strano, accendo tutte le luci in casa, non mi importa. E tu ti alzi presto per andare a lavorare. Sì, ma pure io prima, guarda, quando facevo il pescivendolo, mi alzavo alle 4 di mattina, alle 3 e mezza. E ti dico la verità, non mi è mai capitato. Invece sto a casa che non devo fare niente e tutto, mi è capitato. Quando andavo al lavoro alle 3, 3 e mezza, mai successo. Poi, che capace che lavori in carcere, può darsi che siano le anime delle persone che sono morte in carcere. Pensa, ci stanno un sacco di persone che sicuramente sono morte lì, hanno avuto ergastolo e quindi sono morti dannati in effetti, cioè non hanno visto più, come devo dire, non sono più usciti. E il carcere deve essere brutto per... Sai quante anime dannate ci sono lì? Persone che sono state giustiziate, non giustiziate, che sono morte lì, semmai erano innocenti, non erano colpevoli e sono morti dannati e quindi l'anima rimane lì e purtroppo non va via. Poi bravo anche chi si è suicidato, diciamo, in carcere, diciamo che l'anima non vuole andare via, perché purtroppo è convinta ancora di stare sulla terra e quindi non si muove da lì. Vabbè ragazzi, basta con queste cose, già è tardi. Vi auguro a tutti quanti una buona notte. State accorte rose stanotte. Tutti quanti fate attenzione. Questo è l'orario come potete vedere. E quindi a quest'ora qui fate attenzione. Ciao a tutti ragazzi e buonanotte.